Le sfide sono quelle di una popolazione che invecchia, una popolazione che quindi ha dei maggiori bisogni di salute, è una popolazione più fragile, sia da un punto di vista medico, clinico, che da un punto di vista sociale, e questo genera un aumento dei carichi di lavoro per i medici di famiglia non indifferente. Ciò di conseguenza ha portato ad una perdita di attrattività della professione. Ricordiamo, meno 40% dei professionisti medici di famiglia negli ultimi 5 anni, e quindi è un sistema che va rilanciato con una visione verso appunto una nuova struttura demografica che è cambiata. Ci attende una sfida importante, e la sfida non è solamente la longevità, perché sappiamo che il Veneto ha uno degli indici di vecchiaia più alti in Italia, insieme alla regione Liguria e alla regione Sardegna. L'Italia è uno dei paesi al mondo, tra i primi 5 paesi al mondo, con il più alto indice di vecchiaia. La vera sfida è il fatto che la nostra attesa di vita in regione Veneto è di 83,4 mesi, 83 anni l'attesa di vita, ma la vita in buona salute è di 58 anni, quindi dobbiamo ridurre questa forbice tra vita in buona salute e attesa di vita. E questo lo dobbiamo fare naturalmente privilegiando che cosa? La prevenzione, e poi soprattutto utilizzando quello che il DM77 ci mette a disposizione, quello a cui accennava lei, le case di comunità. E come ci ricorda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute non è solamente assenza di malattia, ma è benessere psicofisico, sociale ed economico, e quindi tutto quanto entra in gioco per garantire la salute dei cittadini. E quindi dobbiamo dare corpo a quella famosa Carta di Padova, quella in Universum Salus, che è stata assunta appunto dalla Giunta regionale come delibera di Giunta recentemente. Probabilmente la rete, così come è pensata oggi, ha bisogno di essere rivista anche nell'ottica di quelle che sono le nuove tecnologie, tra le quali la telemedicina, quindi la presa in carico del cittadino, dell'ultra 65enne, dell'anziano al proprio domicilio, tutte le risorse che sono state messe a disposizione del territorio, sia per creare le case della comunità, ma anche per implementare tutta una serie di tecnologie, tra le quali appunto la telemedicina. La sfida dei prossimi mesi, neanche il futuro, prossimi mesi, è proprio quella di implementare la telemedicina e la presa in carico del cittadino, come dicevo prima, a proprio domicilio. Bisogna essere anche un po' ottimisti, però bisogna che la politica metta il tema degli anziani, di questo una nuova visione del paese, di un paese vecchio, tra i primi punti dell'agenda politica, sia a livello nazionale ma anche a livello regionale. Tra l'altro non ci si rende conto che la popolazione che sta invecchiando e le pensioni che ci saranno nei prossimi anni saranno pensioni con un potere d'acquisto nettamente inferiore, perché molti andranno in pensione con il metodo contributivo, per cui andremo ancora più ad avere una sproporzione sul sistema, diciamo, economico delle famiglie. 1.800.000 gli anziani ultraottantenni in Italia oggi, saranno 8 milioni nel 2050, 370.000 in Veneto, 670.000, sono numeri spaventosi, 65% anziani soli. Eppure voi vedete che questo tema sia nell'agenda della politica? Noi siamo veneti e abbiamo un po' la passione della casa nostra, noi siamo amanti della nostra casa, però io dico questo: la gente dovrebbe vivere a lungo nella propria casa, però per il momento anche le strutture domiciliari non hanno le risorse finanziarie per fare questo. Pertanto bisogna ragionare in termini moderni, con soluzioni diverse. Quelle che abbiamo usato finora non valgono più, bisogna avere più fantasia. Io da anni che sento parlare del carcere familiare, però non si è fatto nulla. Si sta perdendo un sacco di tempo, non pensando alle sofferenze dei familiari, sofferenze psicofisiche, tragedie familiari, perché si va a distruggere famiglie che stanno costruendo una nuova famiglia, che stanno creando la nuova società. Non è giusto che una persona anziana si senta anche responsabile di questa cosa che crea i suoi familiari. È un'ingiustizia sociale. Il problema delle residenze per gli anziani è un problema veramente drammatico. Io come cittadino, come presidente, penso che non ci sia addirittura la volontà politica per risolverlo, perché in effetti, mancando le risorse, anche se succedesse un miracolo, che decidessero di investire nei posti delle RSA, non ci sarebbero i soldi per pagare le persone che vengono ospitate. Non c'è la volontà politica di realizzarle, perché mancano anche le risorse finanziarie poi per mantenere questi posti.